Ciao ragazzi, riso integrale, carnaroli, mais e quinoa. Sapete cosa sto facendo? Sto praticando il chilometro zero. Oggi mi trovo nelle campagne di Gazzo Veronese, perché questi, ed è la storia che voglio raccontarvi, sono i frutti di un'intuizione, quella della famiglia Stoppato, produttore di legumi e cereali da tantissimo tempo, da quasi 140 anni, ma tra poco ci arriviamo. Qual è l'intuizione? Far diventare cereali e legumi dei prodotti come questi, dei triangolini, delle chips, degli snack stuzzichevoli. E anche bonito! Sì. Com'è iniziata questa avventura? Da 1 anno e mezzo a questa parte abbiamo una linea di produzione che si dedica alla realizzazione di chips, di mini gallette, triangolini vengono chiamati in diversi modi. Praticamente utilizziamo legumi con ricette fino al 90% di legumi cereali, quinoa, utilizziamo diversi mix. Queste gallette possono essere utilizzate per aperitivi, eccetera, hanno altri valori nutrizionali, importanti valori nutrizionali, tra cui utilizzando fino al 90% di legumi sono ricche di proteine, di fibre, povere di grassi, non utilizziamo oli e quindi sono molto poveri in calorie, senza glutine, adatte per vegani, vegetariani, ma anche chi vuole mangiare bene, per chi fa sport soprattutto, sì, ma un po' per tutti, anche per i bambini, per esempio, dei bambini ne mangiano parecchie, quindi chi non riesce a dare legumi, verdure ai bambini, questa può essere un'alternativa valida. C'è anche un utilizzo in cucina di tutti questi prodotti, perché voi non fate soltanto le gallette, vero? Sì, esatto. Abbiamo diversi tipi di prodotti, tra cui le farine, che possono essere utilizzate per la realizzazione di pasta, di pane, di vellutate. Abbiamo anche l'edamame, che è un po' una novità, anche se da più di 10 anni che lo coltiviamo qui in Pianura Padana, con la cui farina si possono produrre anche, per esempio, i noodle, gli spaghetti giapponesi. Quindi insomma l'utilizzo è molto ampio, molto vasto. È un po' un ritorno a un'alimentazione salutare o è una cosa che vi state sforzando di introdurre voi? No, è un po' un ritorno, perché se io penso alla mia nonna, ai miei bisnonni, perché ho avuto la fortuna di conoscere anche i miei bisnonni, l'alimentazione era quella, quindi molti legumi. Adesso, ovviamente al giorno d'oggi, un po' le persone cercano di mangiare meno carne, i legumi sostituiscono perché sono ricchi di proteine, però non è una cosa nuova, ovviamente. Noi cerchiamo di portare avanti delle tradizioni volte anche un po' alla novità, volte anche un po' al futuro, e da qui le gallette e le chips. È singolare la storia di questa campagna, perché pensate che il quadrisavolo Napoleone nel 1887 la vinse in pratica grazie ad una scommessa con il conte, il suo datore di lavoro, presso il quale lui era un semplice bracciante. E da allora l'agricoltura continua ad essere la vita di questa famiglia, che oggi conta circa 300 o 400 ettari coltivati a cereali e legumi, anche con la colza da cui traggono l'olio per garantire l'autonomia energetica dell'azienda stessa. Un bel esempio di ecosostenibilità ambientale. Ma non è l'unica cosa nuova o diversa, diciamo così, che riguarda questa azienda. Una delle colture che più mi hanno colpito, che vengono fatte qui, è la quinoa. Oh, sembra un infestante questa, eh? È un infestante perché la famiglia del Chenopodium, in dialetto chiamata farinello, è un infestante, però questa qua, la quinoa,
Noi la coltiviamo dal 2013 circa, dopo varie sperimentazioni di varietà diverse così, e ci dà delle soddisfazioni, dai. Non siamo in molti a farla in Italia e ce la produciamo per il nostro mercato, insomma, per venderla noi. Quali sono le proprietà di questo alimento? Beh, allora è chiamato un non cereale, è un superfood. È un non cereale perché diciamo è nella famiglia dei cereali, però è senza glutine. È senza glutine, noi ne coltiviamo una varietà che è senza saponina, quindi si può fare a meno di pulirla prima di mangiarla, mentre le varietà che arrivano, tipo la Real che arriva dal Sud America, deve essere lavata perché la saponina è una specie di polvere che ha il seme per difendersi, diciamo, dagli uccelli, dagli animali che la mangiano. Questa qua invece è naturalmente a basso contenuto di saponina, quindi può essere mangiata direttamente così dopo raccolta, diciamo. Quando sarà pronta per la raccolta? Di solito verso metà agosto. Metà agosto si essica naturalmente, la trebbiamo, la puliamo con gli impianti che abbiamo e la confezioniamo. Com'è stato trasformarsi da puri agricoltori a trasformatori? Era una strada sì inevitabile, perché noi diciamo abbiamo parecchi ettari e con i seminativi normali non si riusciva più, diciamo, a tener su tutto l'impianto, tutti, diciamo, sia le persone che e abbiamo deciso di portarci alla produzione, diciamo, alla vendita finale, proprio per questo motivo, per cercare di valorizzare di più quello che sono le nostre produzioni, per cercare di fare qualche produzione diversa da quello che è la solita, diciamo, del nostro areale, della nostra zona, e creare un indotto magari nuovo, esperienze nuove. Sicuramente abbiamo fatto tante prove, tante anche non sono andate bene, però insomma ci sta, quando si prova e si fa qualcosa di nuovo è anche normale sbagliare, tra parentesi, però ti deve dare anche un po' la carica per dire no, ce la devo fare, e dobbiamo farcela, ecco, in gruppo. Quanto è importante la famiglia in tutto questo, Rudy? È parecchio importante, perché diciamo che a differenza magari di un lavoro normale, qua si parla dalle 6 della mattina alle 10 della sera, anche mangiando a mezzogiorno. Io progetti e cose che si potrebbero fare, dopo magari di 10 una va avanti, però insomma siamo un gruppo secondo me dinamico e questa era la strada da percorrere. Dov'è che si possono trovare i vostri prodotti? Ma noi li vendiamo online, abbiamo un sito e-commerce che è stoppato1887.shop, e poi in qualche catena alla grande distribuzione. Vendiamo molto all'estero, insomma, stiamo cercando di ampliare anche il nostro raggio d'azione, e abbiamo un punto vendita qui vicino presso lo stabilimento di produzione, vicino ai nostri campi e dove viviamo. Insomma ragazzi, una storia partita, pensate un po', da una scommessa di quasi 140 anni fa e che adesso è diventata la splendida realtà che vi ho fatto conoscere. Siete contenti? Sì, siamo contenti. Anche a me, soprattutto perché io finì, sono troppo di... Beh, non preoccuparti, ne poi abbiamo, Lo sapevo. Questi sono con i ceci e il riso nero. Perfetto. Ciao ragazzi, se passate a Gazzano Veronese fate un salto a trovare Sabrina, ma mi raccomando, niente scommesse. Alla prossima cantierata, ciao. Ciao.